Any ideas? Salve a tutti, salve, benvenuti a questo nuovo appuntamento con un unboxing. Addirittura abbiamo 3 pacchi da sballare, da aprire, che sono arrivati tra ieri e oggi, ok? Stamattina, con tutto che pioveva, Amazon ha fatto lo stesso le consegne, ok? Secondo te, se sto zitta per quanto tempo non si accorgono di me? No, c'è Kiki Storm, la vedete dentro al riquadro più piccolino. Eccola qua, ve la ingrandisco un attimo, eccoci qua, saluta, ok? Kiki Storm mi aiuterà a fare l'unboxing di questi 3 pacchi. Allora, ciao Margherita, ciao, benvenuta, saluta mamma. Ciao mami, bella. Io mi sono tirato Va bene, per adesso non so quanti ci sono connessi, non so se conviene attendere che qualcun altro si connetta. Io vedo 2 persone connesse da Facebook, ok? Comunque noi andiamo avanti, anche perché questi video servono anche dopo che sono stati fatti come, diciamo, tutorial per sapere Chicchi, che checco. Salone! Va bene, allora noi andiamo avanti e niente, dobbiamo aprire sia questo pacco qui, il T9, che come vedete è ancora un po' umido. Infatti se è rovinato quello che sta qui dentro lo mandiamo subito indietro, perché rovinato non va bene. Poi c'è questo pacco qui, io esco un secondo, questo pacco qui, e poi c'è un pacco che non viene da Amazon, questo per far capire che noi non acquistiamo solo su Amazon. Eccoci qua, poste italiane. ok, questo è un paccone un po' pesante, ma io già so
cosa c'è dentro. Già lo Madonna, so. un po', pesa 1,75 tonnellate. Ok, qui abbiamo tutti i pacchi di Amazon, qui come vedete c'ho l'Eco Show, ho montato finalmente questo qui, poi magari dopo ne parleremo. Questo è il termostato, l'ho montato, funziona perfettamente ed è comandato tutto da cellulare. Con questo mi sono trovato molto bene, non ho ancora trovato il tempo di fare la fotorecensione. La fotorecensione, l'EcoDot funziona, ce l'ha Chiara in stanza sua e lo usa per comunicare con la mamma che c'ha questo qui dentro la stanza. Ok? E gli apparecchi certificati Amazon Alexa parlano anche tra di loro. Allora, detto questo, procediamo con l'apertura di questo pacco, questo primo pacco. Allora, rompi la... Ok. Ho una paura fregata di rompere quello che ci sta dentro. Ok, perfetto. Vieni qui nell'inquadratura questa principale. Oddio, mi stavo cappottando. Allora, aspetta, La facciamo. come ieri? Vai. Abbiamo smaciolato sto pacco, Vabbè. Tanto ce ne frega del Ok. pacco. No, non ce ne frega del pacco. Che cos'è? EcoDot. Perché cos'è questo? Questo è uguale a quello che c'hai tu dell'EcoDot e va qui al salone. Ecco, Così anche io riesco ad usare. qui giusto. Sì, vedi? Indietro, che se no non si inquadra tutta. No, Aspetta. passi così. Giralo, fai vedere pure da quest'altra parte. Vai. Ok. Poi sopra questo deve sempre ridere, esatto, così, verso l'alto, vedi? Perché non è se risata. faccio così che cos'è? È triste. No, è una cosa mia che voglio che la freccia sia sempre una bocca sorridente. Allora, vediamo un po'. Ma è triste, ma per tenerezza, dai! Vabbè, questo è l'EcoDot, magari dopo lo vediamo insieme. Questo è l'EcoDot, quello a palletta che si va ad unire all'EcoDot. Guardate, lo mettiamo qua. Piatto. Sì, quello lì, diciamo più a disco volante. Allora, adesso Kiki apri questo. Questo si apre, Lo so! esatto. Si apre. Aspetta, mettiti dietro, fatti vedere che sballi. Spero non farmi Eh. questo in Allora, Allora, che cos'è? No, sì. Ma io vi amo! Ma io vi amo come la vita! A parte che è mezzo... la scatola è mezza rovinata. mo vediamo perché li mandiamo tutti indietro, se no. E io li ricompro, li rimandiamo subito indietro. Ma che cosa sono? Ma che è uno? Sì, comunque è tutta fragica qui sta Il scatola. fatto è che erano carte, quindi probabilmente... Ma è uno o cosa? No. Quale stiere? What? Mi pare- Questo è il gioco di What? Ma... se lo Miraculous. Ma sono Version. inventate loro o esisteva già il gioco? No, il gioco What esiste e ci stanno tante carte con tanti personaggi disegnati sopra. Il gioco What si gioca così come sta scritto qua. Sì, Però mi sa che non c'è sta in italiano. allora c'è Das Gewiske Das What. Fidanken, Das Finkenskromplen. Cioè, Questa è in la versione tedesco. tedesca, ma noi troviamo pure le istruzioni in italiano. A noi quello che ci interessava, tanto queste sono le carte. Perché a me piace un sacco Miraculous, solo pochi eletti capiranno. Ecco, Miraculous, come vedete. Ma io vi amo. Miraculous. Questo è il mazzo di carte per giocare a What con le carte di La Miraculous. versione tedesca. Non potevate trovarmi almeno quella spagnola o francese? E se c'è un francese e inglese. Va Questi bene. sono il blocchetto per prendere Va bene i che l'inglese punti. è più difficile da trovare, però almeno la versione spagnola. Va bene. Allora, Non si capisce niente perché ovviamente non si capisce niente, ma io adesso ti scarico tranquillamente tutto il manuale e tutto quello che c'è da sapere su sento- questo gioco What. L'unica Aspetta. cosa è se vogliamo mantenere o meno questo, che tanto poi si asciuga. Le carte essendo incartate non hanno subito danni e neanche questo ha subito danni. quello invece per puro culo e volontà divina. Vai, rimettiamo questo dentro e procediamo con il prossimo unboxing. Questo io l'ho trovato. Margherita ci scrive: ho quasi paura del pacco grande. Allora, il pacco grande, Margherita lo sa che a me servivano solo 2 delle cose che stanno lì dentro, le altre le rimetterò in vendita.
ok? Questo è di Kiki Storm, eccoci Di cui qua. farò pure la recensione sul Poi canale. farà pure la recensione di questo gioco di carte. Come vedete ci sono Un artwork molto Ladybug e bello. Chat Noir. In un artwork Ok. molto bello. Sì. Allora, e questo quindi è andato. Questo invece ti do una mano io ad aprirlo, perché questo è molto complicato da aprire. Guarda come l'ha mandato bene. Allora, Ma chi l'ha mandato questo? questo l'ha mandato Michael Jackson! un utente di eBay. Questo è stato acquistato tramite eBay, ok? Allora, Amazon sempre dentro. c'è proprio davvero, guardate, io questo l'ho comprato su eBay, però guardate, io sto sballando, ok? Sulla seconda telecamera si vede. Aspetta, passiamo sulla seconda telecamera. Opla. Che si è piantato tutto qua. Oh no. Siamo ancora in diretta con la telecamera normale? Perché qui mi si è impiantato tutto. Allora, qua transizione. Tanto Marghe ti scrive, Allora. sempre mia madre ti scrive, tanto tu le impari veloci le lingue. Sì, però il tedesco Allora, che questo l'italiano. è Ciao! il pacco. Te lo E dico dopo. guardate, Amazon Prime. Quindi l'utente pure che mi ha inviato questa roba acquista su Amazon, ok? Chiara, adesso mi devi dare una mano tu. Reggi l'imballo fuori e io tiro questa scatola. Via. Vai, tira via. Ok. Madonna! Vai. Ok. Alleluia! Gliel'abbiamo fatta! Pensavo non ce l'avremmo fatta senza scassarlo. Ok, guardate su quest'altra telecamera Amazon Prime. Rimettiamo la telecamera grande un attimo. Vai. Brava. Ma questo addirittura con lo scotch. Ah no, perché sotto lo deve avere. Vabbè, lo dobbiamo aprire al contrario. Comunque va bene qua. Dai, oramai già è aperto. Ok. No, dammi il coltello. Ok. Perché lo scotch di Amazon è rinforzato Da cosa? da tutti della specie di cosi laterali. Non si per lungo. Allora, ecco qua. Allora, a me mancavano solo due dei volumetti di queste. Madonna, stava Butta per terra, cadendo. butta per terra. Ah, ok. No, così. Metti per terra, poggia, vabbè, dai. Tutto in diretta, tutto live, non c'è trucco, non c'è inganno. Questi sono tutti i volumetti delle fiabe sonore, tranne 3 o 4 che mancano dalla collezione. Molti mancano gli stessi 2, 3 o 4. No, quelli che mi servono a me, che mi mancavano, ci sono. E poi gli altri li rimetterò in vendita con i relativi CD. Ok? Ovviamente i CD li dovrò mettere in vendita copiati. Ok? E quindi questo era l'ultimo unboxing che dovevamo fare. Comunque Kiki Storm saluta e se ne va, Sì, Kiki Storm la salutiamo, la rivedremo prossimamente. Ok? Grazie Kiki Storm dell'aiuto, grazie di essere intervenuta. Ok? Allora, mentre invece noi ci dedichiamo di nuovo al negozio Amazon, allo store che ho su Amazon. Vediamo un attimino se c'è qualcuno connesso. Sì, salve a tutti, benvenuti, scrivete nella chat, vedo che siete connessi in diverse persone. Scusate, ma noi facciamo tutto quanto live, tutto in diretta, e quindi è una cosa un po' giocosa quella parte dell'unboxing, di sballare tutti i pacchi che abbiamo di Amazon che arrivano. Guardate quanti pacchi ancora da sballare, ma questi con calma li sballeremo nel riquadro piccolo. Guardate, guardate per esempio, ecco, qui abbiamo ancora tanti pacchi da sballare, questi qua sopra, questi, no, questo è aperto già, l'abbiamo aperto oggi, poi c'è sta quello, insomma abbiamo parecchio lavoro ancora da fare, però lo facciamo piano piano, senza fretta, senza correre. Nel frattempo io continuo ad andare avanti con il lavoro sul mio store di Amazon, ok? Quindi adesso io vi metterò in visione
sullo store di Amazon e vediamo quelle che sono state le novità di oggi. E vi anticipo anche, vi do un anticipo di quello che sto facendo, che nei prossimi giorni verrà messo online. Ok? Non so però chi è che è connesso, perché nessuno scrive nella chat, o quantomeno vediamo un po' se è un problema con la chat, che riceve solo messaggi da Facebook, potrebbe essere. Ok, vediamo un attimino, voglio vedere se è un problema. Ciao Francesco Terranova, benvenuto. Oggi non ho sballato vinili, quindi niente, siamo qui a parlare soltanto di questo mio nuovo progetto a cui mi sto dedicando, e ci sto dedicando parecchio tempo. Mi piace molto come idea, come cosa. Certo deve andare in porto e deve prendere piede abbastanza velocemente, se no non vale la pena. Ok? Allora, senza indugiare oltre, ho visto Francesco che mi ha salutato, e niente, andiamo avanti e andiamo a vedere cosa ho fatto di nuovo. Ok? Allora, faccio la transizione e via. Ok, perfetto. Allora, questo che vedete è l'idea di uno store, diciamo, di un categorizzare tutte le varie, diciamo, di raggruppare sotto macro gruppi le categorie del mio negozio Amazon, perché stanno diventando veramente tante, forse troppe. E quindi comincia a diventare dispersivo lo store. E quindi che cosa ho pensato? Io ho il mio dominio www.renatodevita.it e lì troverete, diciamo, il punto di partenza verso il mio store su Amazon. Che significa punto di partenza? Che qui troverete, diciamo, le macro categorie, ok? E ogni macro categoria conterrà delle sottocategorie, ok? Quindi andiamo a vedere per esempio DJ Point. Se clicco su DJ Point vi si apriranno ovviamente piatti, giradischi, puntine, testine, shell, lettori CD e multimediali, lettori multimediali per DJ, quindi questi sono quelli senza CD come abbiamo visto, i mixer per i DJ, le console all-in-one stand-alone che funzionano senza PC, i controller USB per DJ all-in-one che funzionano per forza col PC, il DVS, come fare il DVS con i vinili di controllo che trovate qui sotto, le casse monitor attive, gli slip mat per i giradischi, sarebbero i panni, l'abbigliamento da DJ, le cuffie per DJ ed infine le pen drive e le SD card. Che succede se noi clicchiamo su una qualsiasi di queste categorie? Per esempio andiamo a cliccare sulle puntine, via. Sulle puntine succede che il sito vi riporta direttamente al sito Amazon. Ok, come vedete si sta aprendo Amazon. Ok? E quindi qui trovate tutte le puntine che io ho selezionato, come vedete. Ok? Queste sono tutte le varie puntine che io ho selezionato dall'enorme store di Amazon. Come vedete ci mette un po' a caricarle perché sono tante. Ok? E quindi ecco che cosa fa diciamo, il mio sito. Il mio sito non è altro che un redirect verso tutte le categorie che sono sulla mia pagina Amazon. Perché guardate che cosa succede. Succede che questa è il mio store su Amazon, Reni J Amazon Store. Qui ci sono il mondo di Toon, lasciate stare questa cartella vinili che è temporanea, la devo levare. Il mondo di Toon, prodotti wifi compatibili con Alexa, prodotti di controllo di Amazon Alexa, giochi da tavolo classici, giochi da tavolo Monopoli, tutto per il presepe, liquori e grappe, Amazon Playmobil, decorazioni natalizie, insomma tutti i vari tipi di Lego,
è molto dispersivo così, giradischi, puntine, vinili in offerta, cestini da regalo per Natale, idee regalo di Natale, cioè così è molto molto dispersivo il negozio, e quindi aveva bisogno, siccome Amazon attualmente non permette di raggruppare in sottocategorie e in macro categorie tutti questi articoli, allora io mi sono inventato il mio sito che vi riporta alla categoria relativa sul negozio Amazon. Come vedete, se io clicco su Lego, ecco, Amazon Lego, poi dentro Lego io trovo tutto quello che mi interessa, ok? Che ne so, voglio vedere Lego Speed, poi clicco su Lego Speed, compatibilmente con la velocità, ecco, è più veloce Amazon, quindi la linea si è un po' liberata, mi apre direttamente la categoria Lego Speed. Poi se voglio andare per esempio su Lego Creator, clicco su Lego Creator e immediatamente mi si apre la pagina di Lego Creator con tutti gli articoli di Lego Creator, ok? E quindi questo è quello che sto facendo, oltre a seguire la mia pagina Facebook di Reni J Amazon Store, Reni J Store, eccola qui, Reni J Store, e qui sto mettendo sempre più roba, sempre più post, addirittura sono riuscito a raggiungere 107 mi piace, che non è poco, in pochissimo tempo, 107 mi piace, sono abbastanza soddisfatto. Certo, dobbiamo crescere, sto incrementando la pubblicità di questa pagina, la sto pubblicizzando un po' ovunque, conto di arrivare almeno a 500 mi piace in breve tempo, ok? E quindi datemi una mano se potete, vi ringrazio, pubblicizzate questa pagina, è facile da ricordare, facebook.com/ReniJstore, tutto attaccato con la Y su Reni e con la J prima della AY. Comunque Reni J Store, è facile da ricordare, aiutatemi a fare crescere questa pagina. Detto questo, questa è una categoria che ho creato questa mattina. Perché l'ho creata? Perché mi sono reso conto che parecchia gente sta facendo la collezione o è appassionata della ceramica di Thun, ok? Quindi sono andato a spulciarmi il catalogo Amazon per andare a trovare tutti quegli articoli di Thun che potrebbero essere interessanti per qualcuno o anche per fare un semplice regalo di Natale, ok? Guardate che belli, e ci sono di tutti i prezzi, il più venduto questo, l'angioletto, 20 euro, comunque ci sono di tutti i prezzi, 19 euro il pappagallino, c'è la pallina per l'albero di Natale a 22 euro, il koala a 19 euro del 2021 per l'augurio di un nuovo anno, c'è anche l'orologio 100 euro, questo è pure abbastanza grande però, non è piccolino, questi orologi della Thun costano tutti quanti parecchio, proprio perché sono abbastanza grandi, abbastanza poi curati, guardate che belli che sono questi orologi, e quindi diciamo che quando costano la ceramica di Thun è perché li vale, è lavorata bene, ok? Torniamo indietro e niente, e quindi qui ci sono tutti gli articoli di Thun, anche la caffettiera 36 euro, insomma c'è di tutto, il Bambi, il cerbiatto di Thun, e c'è tutto quanto, addirittura ho messo una lampada di Thun, questa pure è bella, 64 euro, eccola qui, la lampada di Thun, guardate sotto come è fatta bene, ok? Mi soffermo un po' per farvi vedere come è fatta. Queste possono essere delle ottime idee regalo, la ceramica di Thun. Ovviamente voi se adesso scrivete io non posso leggere i commenti, quindi non so se mi state scrivendo qualcosa, quindi niente, io vado avanti e non vi riesco a leggere, ok? Non so se qui si è collegato alla chat, ditemi se riuscite a leggere, metto salve a tutti. Su Twitch va bene, su YouTube va bene, su Facebook no.
Allora, osservatori mi dice che ce ne sono 3. Ok, vediamo un po' se... Allora, voglio vedere qui. Sì, siamo in 3. Esatto. Ok, ritorniamo sulla lista delle idee regalo. Come vedete, la ceramica di Thun ho messo diversi articoli proprio per facilitare, diciamo, la scelta e aiutarvi a scegliere l'articolo che più vi può piacere sia per voi stessi per una collezione personale sia per fare un pensiero a qualcuno che gradisce la ceramica di Thun. Ok, dopo la ceramica di Thun questa mattina ho messo anche i prodotti che servono per Alexa, visto anche che Alexa sta vendendo parecchio. Come avete visto oggi abbiamo preso l'Eco Dot, che sarebbe questo a palletta così. E noi ci stiamo trovando molto bene con Alexa, senz'altro. Lo uso anche per sentire un po' la musica, pensate un po'. Lo uso per gestire le lampadine di mia figlia e ultimamente, come vi avevo detto, poi dopo parleremo anche del termostato ambiente comandato da Alexa. Ok, qui troverete, allora, perché ho fatto due categorie? Qua ci sono solo i prodotti per il controllo di Amazon Alexa, quindi l'Eco Dot, l'Eco Show, anche le chiavette, le Fire Stick TV con il telecomando con riconoscimento vocale servono per comandare a Alexa, e anche la Fire TV Cube. Ok? Le Fire Stick ci sono in due versioni, sia quella normale Full HD normale e sia quella in 4K Ultra HD. Ok? E niente, qui trovate pure dei bundle, delle offerte. Questo è l'Eco Show insieme alle due lampadine della Philips, che sono dimmerabili e sono comandabili da Alexa. Ok? Questo è l'Eco Show, la sveglia intelligente interfacciabile con Alexa. È una sveglia, costicchia pure parecchio, perché a questo punto vi conviene comprarvi un Eco Show 8. Comunque, questa era una sveglia di Alexa. Ci sono anche i bundle con le telecamere, 140 euro, vi prendete l'Eco Show 5 con la telecamera di sicurezza compatibile con Alexa. Ok? Quindi lo potete vedere, anche quello che vede la telecamera lo potete vedere sia sul cellulare se state fuori casa e sia sull'Eco Show di Amazon. Ok? Quindi questi sono tutti prodotti e bundle di prodotti legati ad Amazon Alexa. Ok? Quindi questo è con le lampadine, questo è con una spina comandata da Amazon Alexa, questo è sempre con un'altra lampadina. Ho messo un po' tutti i bundle, tutte le offerte che ho trovato, anche diciamo gli Eco Show di colore diverso, gli Eco Dot. Questo è un Eco Dot, questi a palletta sono tutti Eco Dot. Ok? Anche questo è un Eco Dot con la spina compresa diciamo, nel bundle, nel pacchetto, per connetterci qualunque cosa, una lampada normale, qualunque cosa ci vogliate connettere. Ok? E quindi questi sono i prodotti per il controllo di Amazon Alexa. Andiamo a vedere invece i prodotti compatibili con la tecnologia Amazon Alexa. Ovviamente la prima cosa che ci viene in mente di comandare sono l'illuminazione, le lampadine. Le lampadine io ne ho prese già due, ma a breve, appena possibile, ne prenderemo altre, perché funzionano molto molto bene. Quando tu dici Alexa, Alexa, accendi Chiara, Chiara sta per camera di Chiara, lo potete decidere voi il nome da dare. Tra l'altro potete creare pure gruppi di lampadine, perché io non capivo, ogni lampadina ha il suo nome, il suo identificativo, però poi potete creare gruppi di lampadine se ci avete come noi dei lampadari con due o più lampadine. Io in camera da letto ce n'ho 5 di lampadine con l'avvitatura E14, quindi quelle piccole. Se dovessi dire per ogni lampadina spegnimi ogni lampadina, diventa non più utile, diventa più facile spegnere dall'interruttore. Ma se gli date un nome, un gruppo dentro all'app di Amazon Alexa, allora lì diventa comodo, perché Alexa poi le comanda tutte e 5 contemporaneamente. Quindi se gli dite camera da letto, in camera da letto c'è lampadina 1, lampadina 2, lampadina 3, lampadina 4 e lampadina 5. Quando dite spegni camera da letto, Alexa spegne tutte e 5 quelle lampadine. Ok?
quindi diciamo è molto, ed è pure per questo che voi le trovate in bundle qua 3-4 lampadine, 2 a coppie o addirittura a 4 insieme. Poi tra l'altro perché colorate? Perché può essere comodo metterle, che ne so, sull'arancione quando uno sta un po' così in dormiveglia. Tra l'altro le potete pure temporizzare tramite Alexa, gli dici Alexa tra 20 minuti spegni le luci e Alexa dopo 20 minuti vi spegne le luci. Detto questo, questa era una cosa a parte, però potete metterla, che ne so, una luce soffusa azzurra, può essere molto comodo, e quindi la maggior parte sono tutte colorate. Detto questo, come vedete qui vi ho messo tutti i termostati ambiente, questi sono uno diverso dall'altro, tutti wifi e tutti compatibili con la tecnologia Amazon Alexa, ok? Questi sono parecchi vanno bene per comandare le caldaie a gas, alcuni c'è scritto per le caldaie elettriche, quindi diciamo c'è per tutti gli usi e per tutti i consumi, ok? Poi andiamo avanti, questi sono i supporti per l'Eco Show. Questo è un supporto da comodino, ma lui sta bene anche appoggiato, ve lo danno con dei piedini, però questo serve per tenerlo un po' rialzato, forse per comodità. Questa è una basetta di ricarica per l'Eco Dot, quello come quello di mia figlia, anche perché questo Eco Dot può essere fornito opzionalmente di una batteria diciamo tampone, per renderlo pure portatile, perché è un ottimo altoparlante musicale. Questo è un supporto da muro, sempre per l'Eco Dot. Questi sono altri supporti, questo è un altro Eco Dot e quindi con altri supporti. Insomma, ci ho voluto mettere, diciamo, un po' di accessori, il cavo di prolunga per l'Eco Dot, il trasformatore per l'Eco Dot e per Amazon Echo. Voglio dire, vi ho messo tutto, queste sono le prese compatibili. Questi costano tanti soldi, sono le valvole termostatiche da mettere su ogni singolo termosifone, che si possono poi comandare con quei termostati ambiente che avete visto sopra, non con tutti, andate a vedere per quali termostati sono compatibili. Comunque ne dovreste mettere uno per ogni termosifone di queste valvole termostatiche, e allora così il vostro termostato saprà in ogni singola stanza che temperatura c'è e saprà regolare la valvola termostatica in base alla temperatura della stanza in cui risiede questa valvola termostatica, che ha al suo interno anche un termometro, ok? Quindi diciamo che Amazon Alexa si sta ingrandendo. Io ovviamente queste categorie non le lascerò ferme così, queste categorie verranno incrementate, verranno tolti i prodotti che non vendono o che sono inutili e verranno aggiunti dei prodotti che magari vendono di più. Diciamo che l'idea è quella di fare qui su Amazon lo store dove i prodotti vengono messi, vengono tolti, eccetera, e sul mio sito soltanto la pagina di accesso a tutto questo mondo, diciamo. Quindi qui se creerò delle altre categorie le vedrete comparire sia sul sito che poi sullo store. Sullo store però è tutta una lista di categorie senza alcuna logica. Qui invece sono raggruppati secondo una logica. Dentro i vinili per esempio ci sono le categorie dei vinili, quindi ho diviso per picture disc. Vinili speciali sono quelli in edizione speciale e i vinili in offerta che adesso piano piano andrò a mettere, togliere, perché purtroppo le categorie dove uno mette qualcosa che sta in offerta, le offerte non durano per sempre e quindi dietro c'è un lavoro enorme quando voi andate a vedere le offerte, perché dovete continuazione togliere quelle che sono finite di offerta e mettere quelle nuove, quindi è un grande lavoro. Mentre i vinili in edizione speciale restano quelli, i picture disc sono quelli, se finiscono purtroppo non dipende da me, dipende da Amazon, quindi io li lascerò lo stesso i link dentro ad Amazon, anche perché Amazon ogni tanto riesce a fare il restock di articoli che vanno in esaurimento. Questa è anche una delle forze di Amazon, che riesce a fare il restock abbastanza velocemente. Quindi questo diventerà il sito, ancora non lo è, renatodevita.it, questo che vedete ancora non lo è, questo è tutto in fase di prova, quindi non andate su renatodevita.it perché assolutamente non trovate questo che vedete, ok? Però questo è per farvi capire quello su cui io sto lavorando attualmente e quello che io vorrei realizzare
piano piano con un po' di tempo a disposizione. Ok? Detto questo, c'era un'altra categoria che ho creato oggi, fatemi vedere, così vi introduco pure quest'altro. No, diciamo che le categorie Amazon Monopoly, Amazon Giochi da tavolo classici, mi sembra che già l'avevamo vista ieri. Comunque, dare un'occhiata non guasta mai, anche perché io ci ho aggiunto degli altri giochi. Per esempio questa tombola non c'era lo scarabeo in italiano, come vedete, perché c'era Scramble. Ci ho messo pure queste scatole che contengono qui i giochi, ci ho messo il rischia tutto, ci ho messo impariamo gli scacchi, vedete, ci ho messo gli affari tuoi, guardate Scarabeo, anche questa mi pare che la versione proprio originale. Ci ho messo, questo è Zenga, anche se non si chiama Zenga, questo è il gioco dei mattoncini che vanno impilati uno sull'altro senza farli cadere. Jumbling Tower lo chiama qui, in legno, editrice giochi, fa parte dei classici. Come vedete è quello che bisogna far mettere sempre i legnetti uno sull'altro senza far cadere tutta la torre, ok, tirando il dado, vedendo che colore bisogna mettere, che colore bisogna togliere, ok. Quindi diciamo questo è un gioco molto carino. Allora torniamo indietro, aspettiamo che carica la pagina Facebook. Oggi è un po' lento internet qui a Roma. Ci sono tantissimi tipi di labirinti, io l'ho messi tutti perché magari per fare un regalo c'è chi gli piace, che ne so, Doro alla ricerca di Nemo, Labyrinth di Frozen, o quantomeno Labyrinth di Star Wars, insomma io ho messi un po' tutti, senza stare a guardare. C'è anche il Muro, il gioco di Gerry Scotti, il Milionario, sempre con Gerry Scotti. Ci ho messo il Gioco della Vita, questa è la versione, diciamo, quella per adulti. Questa è molto 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 bella, noi ci giochiamo spesso con mia figlia al Gioco della Vita. Gliel'hanno regalato qualche anno fa, molto molto bello. Andiamo avanti, che altro c'è da dire? Vabbè, le tombole già ce l'avevo messe, le avevamo viste, cioè ho messo Salto in mente, l'eredità, Scotland Yard. No, oggi ci ho aggiunto un po' di roba. Ecco, il gioco di Ritorno al futuro, il gioco di dadi di Ritorno al futuro, versione italiana. Come vedete qui dovete leggere che sia versione italiana, mi raccomando, non andate a comprare versioni tedesche, versioni cose di giochi che poi non ci riuscirete mai a giocare. Come vedete anche qui c'è scritto 2-4 giocatori, età 10 più, ed è tutto scritto in italiano, quindi sappiamo che stiamo comprando un gioco in italiano, con tutto che il titolo qui è in inglese, proprio perché il titolo è proprio così: Back to the Future Dice Through Time. Ok? Questo è un bellissimo gioco, quanto prima lo acquisterò anche io. Niente, come vedete la dotazione, ci sono i personaggi, ci sono le carte da gioco. No, è un bel gioco, questo è un bel gioco. Quanto prima lo acquisterò e magari farò anche una recensione. Per adesso non ce l'ho, ho visto solo quanto ne parlavano gli amici e i patiti di Ritorno al futuro. Ok, quindi qui ci avete anche un sacco di idee di regali, mi riferisco ai nonni, agli zii o anche ai genitori, da fare ai bambini. Ok, quindi sul mio store trovate un po' di tutto per i regali di Natale. Ok, detto questo, mi sembra che possiamo tornare tranquillamente, diciamo, di persona. Vediamo un po'. Allora, volevo parlarvi un po' di questo, che è il termostato ambiente, che qui dentro ovviamente non c'è più, c'è solo l'istruzione che è abbastanza semplice, non c'è più. Questo termostato ambiente io l'ho montato, questo ha la particolarità che va a 220 volts, ok? A 220 volts io ho fatto passare due cavi senza problemi nel collegato e insieme al segnale della caldaia, e funziona tutto. È comandabile tramite la sua app, quella che potete scaricare dal Play Store.
e però è comandabile anche da Amazon Alexa una volta che voi mettete l'app condivisa tra le app a cui può accedere Amazon Alexa. L'unica pecca che gli posso dare, però purtroppo è una versione abbastanza tra virgolette economica, è che passa di mezzo grado in mezzo grado. Quello che c'avevo prima io, ve lo faccio vedere di termostato, che purtroppo si sono rotti i pulsantini. Questo va di 0,1 gradi in 0,1 gradi. Tra l'altro questo era bello perché era tutto, come vedete qui sotto, programmabile. Questo è all'interno di una giornata, sono le 24 ore. Io gli potevo dare 3 temperature diverse ad ogni singola ora della giornata, ok? E ovviamente l'orario qui è sbagliato perché sono le 19:40, qui non leggete 6:04, è tutto sbagliato l'orario. Qui mi si sono rotti, praticamente non fanno più contatto questi pulsanti qua, e quindi ho dovuto, per forza, al centro c'è il sensore di temperatura, e niente, praticamente ho dovuto sostituirlo. Diciamo, quest'altro si comanda tutto tramite app, lì vicino le mani non ce le andate mai a mettere, perché anche tramite telefonino, cioè avete il telefonino vicino. L'altro giorno stavo a letto, sentivo un po' freddo, me lo sono acceso il termosifone e dopo un'oretta me lo sono spento tranquillamente da solo, senza neanche ricorrere ad Amazon, perché qui al salone ancora non c'era ad Alexa. Adesso vedremo questo qui come andrà, anzi quasi quasi io lo farei in diretta, vediamo un po' in diretta. Ciao Gaetano, non so da quanto ti sei connesso, se sei ancora connesso. Allora, io vado a fare l'unboxing di questo apparecchio. Tra l'altro questi apparecchi io pure con mia moglie non abbiamo capito come fanno, ma si prendono tranquillamente le password dai cellulari subito senza colpo ferire. Allora, guardate, Amazon, oh, è pure carino da vedere, cioè adesso vado a sballarlo, ok, unboxing in diretta. Oh, eccoci qua, pure pesante, non è leggerissimo, è sì, pesa, dietro c'ha l'attacco, che c'è l'attacco con la cuffia pure. Mazza, vediamo un po'. Allora, qui dentro c'è il trasformatore, basta. Ok, trasformatore con l'attacco, andiamo a leggere, 12 volts, 1,25 ampere. Fortunatamente a me la vista ancora mi funziona bene, è scritto piccolo piccolo ma si legge. Io voglio vedere con lo spinotto dietro se è per una cuffia o per un altro altoparlante. Allora, hello, ciao. Allora, volumen, cose da provare, hai suggerimenti, goditi gli audiolibri, uscita audio da 3,5 mm, sì, ci si può attaccare la cuffia, ottimo, quindi c'è un'uscita audio, tra l'altro ci si possono mettere pure un paio di casse amplificate, ci si può connettere la Tronsmart per esempio, ma poi questo loro si sentono bene da soli, forse va bene per una cuffia. Molto bello perché qui c'ha l'alimentazione e quest'altra è la presa della cuffia, ok? Guardate, è carino, sopra c'è i tasti. Adesso con calma lo attiverò e lo configurerò, e quindi ci aspetta questo lavoro stasera e poi prepareremo la cena. Ci abbiamo, come vedete, sempre tanti pacchi da aprire, ma questi li apriremo con più calma, ok? Quindi niente, mi è rimasto solo di salutarvi. Buonasera da Twitch Boiku, così non diciamo neanche chi sei. Benvenuto Boiku, anonimato totale. Niente, quindi abbiamo visto che noi oggi abbiamo aperto il gioco di carte per mia figlia Chiara di Miraculous, che lei è affezionata parecchio a Miraculous, da poco ha fatto il compleanno e ha ricevuto parecchia roba di Miraculous, è contenta
e quindi anche questo diciamo faceva parte dei regali, è arrivato un po' più tardi, ma diciamo si può accettare, tanto grandi, diciamo i grandi regali sono arrivati tutti. Poi abbiamo sballato l'Ecodot proprio adesso questo l'Ecodot, poi faremo vedere come funziona, magari farò pure una recensione. E poi abbiamo sballato questi che sono le fiabe sonore, ok, presto le troverete da acquistare su eBay appena preparo tutto, li controllo tutti quanti questi volumetti e poi li metterò in vendita su eBay. Ok, grazie mille dell'ascolto, vi do appuntamento al prossimo unboxing o alla prossima diretta fatta da me e niente, praticamente vi saluto e ci sentiamo diciamo prossimamente. Grazie mille di essere stati con me, di avermi dedicato diciamo quest'oretta, come sempre, ecco, 3/4 d'ora. Io raramente supero l'oretta di diretta. La prossima volta magari parleremo un po' più approfonditamente del mio sito che sarà stato messo online, perché tra domani e dopodomani senz'altro lo metterò online, il sito www.renatodevita.it. non andateci adesso perché trovate tutta un'altra cosa, lì è un sito abbandonato di musica per adesso, quindi adesso non andateci, però verrà messo online. Per tutti i vostri acquisti trovate giù sotto in descrizione al video tutti i link utili per raggiungere i miei canali Telegram, il mio store su Amazon e la mia pagina Facebook. Detto questo non c'ho niente altro da aggiungere e quindi vi do appuntamento alla prossima volta. Grazie mille, ciao a tutti.